Siamo alla quarta corsa del convegno, premio Coop Garanzia Creditcom Confesercenti, dotazione di più di 6.000 euro di montepremi appunto per questi indigeni di 3 anni a reclamare per 8.000 euro. Leggiamo il campo dei partenti, la distanza è quella del miglio, partenza con l'autostart. Il numero 1 è Ilaria Luis con Salvatore Valentino, il numero 2 è Islanda Matto con Sandro Miraglia. Numero 3, Ina Dipa con Vincenzo Torrente. Il numero 4 invece è Italo Ser con Giuseppe De Filippis. 5, Indiana Vic, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Il numero 6, Vongar con Edoardo Bacalini. Quindi questo Yvonne Gara a chiudere la prima fila. Andiamo alla seconda col numero 7, quindi partendo dal basso, Ischia degli Ulivi, Lorenzo Talpo Junior. L'8 è Imma Ors con Maurizio Cheli. 9 Indios Barsa con Francesco Virzì, 10 Ice Robin con Dario Battistini. Il gioco in questo momento premia i 3 candidati che sono Indiana Vic con il numero 5, Islanda Matto con il numero 2 e il 4 di Italo Ser, con dietro Yvonne Leguar, comunque abbastanza appoggiata al gioco a quota fissa. La macchina accelera, siamo nella retta delle tribune, ci sono 2 cavalli che si stagliano davanti a tutti, sono del 4 e il 5, Italo Ser e Indiana Vic. Italo Ser sembra tranquillamente cavallo numero al comando 7, Ischia degli Ulivi, squalificato. Indiana Vic dovrà cercare eventualmente posizione di rincalzo, invece no, Vincenzo Piscola dell'Annunziata prosegue dritto e sfonda quando non siamo ancora arrivati al paletto dei 200 metri. Decisa l'azione di Indiana Vic che si mette davanti a tutti, 14,7, prende dall'abbrivio un paio di lunghezze subito di vantaggio davanti appunto a Italo Ser che lo segue. Dietro di loro abbiamo Ilaria Luis che segue comunque a distanza e in un amen si arriva ai 400 metri. I 200 metri delle scuderie in 15, il totale 29,7. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata guida quindi con Indiana Vic, dietro di lui abbiamo il numero 4 di Italo Ser con Giuseppe De Filippis e poi ancora una volta ribadiamo al terzo posto Ilaria Luis, 600 metri in 45,9, si è decisamente rallentato, 16,2 il parziale della seconda curva. A destra prova a rimontare Imma Ors che ora veleggia al lato della seconda posizione, 1,1,4 per quello che riguarda gli 800 metri. Cavallo numero 3, Ina Dipa, squalificato. Ina Dipa quando ci avviciniamo ai 900 metri di corsa, ha sempre un buon ritmo, anche un po' di vantaggio Indiana Dick che conduce con una certa tranquillità. Si è un po' stoppata la risalita di Imma Ors, anche se adesso riprende a guadagnare metri e arriva proprio a destra del sediolo di quello che è il leader, che forse ora attende lo speed finale, gli ultimi 400 metri, quindi ci sono 2 cavalli, uno quasi di fianco all'altro, il 5 guida, l'8 che ora si mette parcheggiato in seconda posizione, gli altri sembrano fare fatica a progredire, la curva sta per terminare e l'ultimo parziale 15,1, appunto il tempo per fare la curva, ed entra nettamente prima Indiana Vic che allarga un pochettino al suo interno, prova a rimontare Imma Ors, Indiana Vic prova ad arrivare in Indios Barsa, è un arrivo strettissimo, 32 a chiudere, 16,6 la media chilometrica. Sicuramente c'è lavoro per la giuria per andare a decriptare l'ordine di arrivo, probabilmente, e lo dice il cronista, tiene salva qualcosa Indiana Vic. Adesso lo riguardiamo allo slow motion, è importante il recupero all'interno di Imma Ors, difende qualche cosa Indiana Vic e nel finale sono davvero vicini, mamma mia. L'unica cosa sicura, al terzo posto il numero 9, al quarto il numero 6, al quinto il numero 1, per chiudere il racconto di questa quarta corsa.